per lavorare. Devo parlare un po' della chiesa? La gente si apre fuori, trasparente, di salutare, non c'è già, è solo di sentire. Ma dove andremo a finire? Invece di stare qui a osservare tutta questa gente che muore, che prende la vita per lavorare. Cosa si può fare? Cosa si può fare? Cosa si può fare? Grazie. Alla fine volevo concludere con l'inno. Penso che intonarlo, basta solo intonarlo per ricordarlo. Questo è il fiore del partigiano, ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, uomo per la libertà. Grazie. Intanto buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi, la sala non è molto grande, però con delle dopo. Io ho sempre pensato che la Camera del Lavoro, oltre che un luogo dove si erogano servizi tramite il patronato, consulenza quindi pensionistica, o tramite il CAF, quindi consulenza fiscale, oltre che il luogo preposto per la tutela degli interessi, dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori e dei pensionati, fosse anche un luogo di dialogo, di incontro, di discussione e di dibattito, dove ci si può sedere attorno a un tavolo per affrontare le varie problematiche che la nostra società, che riguardano la nostra società. E proprio sulla base di questo ragionamento che come Camera del Lavoro del Viesi ci proponiamo di organizzare periodicamente degli incontri, dei dibattiti, proprio al fine di realizzare questi momenti di incontro collettivi che sono sicuramente momenti di crescita per una comunità. Lo spunto per questo primo incontro viene da Rosario Vigio, cofondatore dell'associazione Piacere Sicilia, associazione che si occupa tra l'altro di valorizzare le tradizioni, l'arte e la storia della nostra Sicilia, con il quale abbiamo in comune l'essere iscritti all'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Lui è a Torino e io a Caltanissetta. Io scopro l'ANPI grazie al mio amico Nicola Poccarelli, che mi invita a una riunione per la costituzione della sede provinciale dell'ANPI di Caltanissetta, e poi lì si rimane colpiti dalla storia dell'associazione che ha un suo fascino sicuramente particolare, perlomeno questo è dal mio punto di vista. Quindi parlando con Rosario di questa nostra esperienza in comune, il passo è stato breve per cercare di organizzare questo incontro, la presentazione di questo libro, grazie soprattutto alla disponibilità naturalmente dei relatori presenti questa sera. Il libro Meridionali e Resistenza, il contributo del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte 1943-1945. Già il titolo chiarisce subito il contenuto del libro stesso e basta leggere le prime pagine della presentazione per capire qual è lo scopo, e cioè l'obiettivo di promuovere una ricerca sull'apporto di quei giovani e meno giovani del Sud Italia che fecero parte con ruoli e responsabilità diverse del movimento di liberazione nella regione Piemonte.
Quindi promozione e ricerca. Promozione per riaffermare, qualora ce ne fosse bisogno, il valore della resistenza, che ha un valore secondo me assoluto, e ricerca per andare a cercare, ad approfondire fatti e personaggi che magari sconosciuti ai più, ma che meritano di essere riconsiderati e rivalutati, perché è giusto avere memoria anche di quelle persone che, pur con ruoli marginali, pur essendo soltanto dei semplici militanti, hanno comunque contribuito e parteciparono a un momento storico molto importante per la Repubblica Italiana. Il libro è stato presentato già a Torino, è stato curato da Claudio Della Valle, presidente dell'Istituto Piemontese della Storia della Resistenza e della Società Contemporanea Giorgio Agosti, ed è stato realizzato con il contributo di vari istituti della storia della Resistenza di varie province piemontesi. Passo la parola a Rosario. Grazie. Buonasera a tutti, saluto i presenti, il sindaco, il resto, gli amici, Rosario D'Arpone, compagni che arrivano dal PC e ovviamente tutti gli altri. L'obiettivo che si pone questo lavoro, questo convegno, che da parte mia inizia già un paio di anni fa l'organizzazione di un convegno a Torino, dove c'era presente anche il segretario provinciale di Palermo. Quindi questo lavoro inizia per appunto cercare di capire e di allargare l'orizzonte della conoscenza sull'attività partigiana dei siciliani in Piemonte. Durante quel convegno, di risaputa, i relatori citati, che c'è il presidente regionale del Consiglio regionale del Piemonte, annuncia lo studio da parte della regione per pubblicare, è stato pubblicato quest'anno, questo libro dove si dà un apprezzamento alla partecipazione dei meridionali in generale alla lotta partigiana. L'obiettivo di questo libro da parte del Consiglio regionale non è quello di pubblicarlo e basta, ma è quello di utilizzarlo in qualche modo come un biglietto da visita verso le regioni del Meridione, verso le associazioni, verso tutti coloro che si occupano di questo tipo di attività, per aprire un discorso, quindi un approfondimento, per spingere alla partecipazione. Tant'è è previsto un lungo percorso che durerà 2 anni fino al 25 aprile del 2015, dove poi si festeggerà, si concluderà con il festeggiamento del 70° della Resistenza. Passo la parola. Intanto ringrazio il professore Rosario Brigio, presidente dell'Associazione Piacere Sicilia di Torino, per averci dato la possibilità questa sera di discutere di questo libro dal titolo già citato, Meridionale Resistenza, e dal sottotitolo Il contributo del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte 1943-1945. È un libro di grande autorevolezza, peraltro edito dal Consiglio regionale del Piemonte, curato da Claudio Della Valle, che è uno storico di tutto rispetto, io conosco alcuni suoi lavori, per cui è un lavoro meritorio che esce dall'iniziativa che ha avuto questa vulgata, non sempre univoca nel pensiero l'occasione della discussione del 150° dell'Unità d'Italia, e che ha avuto come culmine a Torino questo convegno molto interessante che si è svolto il 24 e il 25 novembre del 2011, e da questo convegno è appunto questa pubblicazione. Non solo, ma come diceva giustamente Rosario, anche l'avvio di una serie di iniziative che non riguarderanno solo il Piemonte e Torino, ma che appunto avranno luogo in varie parti del sud, e questa sera a Riesi
ne è una appunto testimonianza di questo avvio che si proporrà nei prossimi mesi. L'impegno del professore Riggio, dell'associazione che presiede, delle altre istituzioni, degli altri centri di ricerca storica è davvero meritoria, perché cerca di aprire ulteriori strade di ricerca e di approfondimenti in un ampio progetto che appunto riguarda lo studio dei meridionali che parteciparono alla Resistenza. Ecco, noi sappiamo bene, ce lo spiega anche questo libro, che furono migliaia di giovani provenienti dal sud, dalla Sicilia, dalla stessa provincia di Caltanissetta, a contribuire dopo lo sfacelo del fascismo e l'occupazione tedesca dell'Italia alla vicenda della lotta di liberazione, scegliendo dopo l'8 settembre appunto l'impegno di entrare nei reparti partigiani. Ecco, quella scelta ovviamente non fu un gioco. Molti di questi giovani, diciottenni, ventenni, non tornarono più nelle loro famiglie e ci consegnarono finalmente un'Italia riscattata dopo 20 anni di regime fascista, di un'Italia che ritornava alla democrazia. E tra questi un ruolo importante nella riorganizzazione del processo democratico a Riesi avrà Antonio Di Legami, che è uno dei rari casi in Sicilia di nomina alleata a sindaco e di cui io già mi sono occupato in alcuni miei articoli, in alcune miei pubblicazioni. Ma questa tradizione di lotta in Sicilia e Riesi aveva un retroterra, cioè veniva da quella tradizione dell'ultimo Ottocento, dei primi fermenti socialisti, della nascita dei fasci siciliani, che poi il governo, allora Paradosso Cristi, che veniva da un radicalismo garibaldino e che era stato invece uno di quelli che aveva fatto sparare sulle cose, ma Paradosso a volte della Sicilia e dei siciliani. Ecco, il richiamo a quella tradizione farà di Riesi un centro di lotta all'avanguardia, facendo scrivere ai suoi militanti pagine importanti di impegno democratico ancora prima del fascismo. Si pensi ad esempio a Riesi alla presenza già nel 22-23 del militante bresciano Luigi Abbiati. Non so quanti di voi abbiano sentito parlare di Luigi Abbiati, una figura di cooperativista che secondo me andrebbe approfondita. Ebbene, questo Luigi Abbiati si trasferisce qui a Riesi dalla provincia di Brescia per occuparsi di cooperativismo tra contadini e piccoli proprietari. Lo inizia a fare con una cooperativa già esistente che si chiamava l'Umanitaria. Ecco, la Riesi nella quale Abbiati giunge dal nord è una realtà agricola mineraria estremamente povera, dove i lavoratori in un simile contesto non possono che essere sfruttati e tiranneggiati dalla mafia locale e dai latifondisti. Anche l'industria zollifera della miniera Tallarita, allora bacino zollifero di estrazione zollifera più grande d'Europa, è retta da un accordo tra proprietari e gestori che si limita solo a uno sfruttamento inumano della maestranza, che rasenta l'abbrutimento e che vede tra le maggiori vittime carnefici proprio quei piccolieri e quei carusi che anche in letteratura scriveranno pagine molto suggestive. Bene, mi avvio alla conclusione per dire che Riesi ha dato davvero una pagina importante alla storia delle lotte democratiche in Sicilia, e per cui sono, secondo me, ricerche che andrebbero approfondite. La stessa figura, ripeto, di Abbiati andrebbe approfondita, una figura di cooperativista che davvero si conosce poco. Abbiati fu avanti perché Abbiati, oltre alle battaglie e al proselitismo, insegnò ai lavoratori di Riesi la dedizione al lavoro. Cioè la dedizione al lavoro era un riscatto del lavoratore, cioè significava che in qualche maniera lo stesso attaccamento era quel concetto di collettivismo socialista che usciva da quel filone ideale, no? Del socialismo italiano. E anche se con gli anni 30 gli antifascisti e il movimento antifascista a Riesi fu dimezzato, il germoglio dell'antifascismo continuò.
anche se erano tutti in carcere al confino politico, dalla miniera trapiata alla vita continuavano ad emergere dal sottosuolo i vagoni con il carbone, con il simbolo fatto a carbone della falce e martello e con le frasi inneggianti alla libertà. Nel 24, quando Mussolini visita la miniera trapiata alla vita e le maestranze simpatizzanti del fascismo gli regalano il busto fuso di Zolfo, collocato in una delle parti della miniera, nottetempo questo busto viene bruciato. Capisco, episodi marginali, però sono episodi netti di una non omologazione al regime totalitario. E questo ci deve fare molto riflettere oggi. Grazie. La parola al SITA. Io porto solo un saluto da parte dell'amministrazione, penso della città di Rieti. Ringrazio l'amico Rosario Riggio per aver portato avanti questa nobile iniziativa partita da Piemonte, ma che ha raggiunto anche la nostra Riesi. E in effetti la storia dei partigiani siciliani, dei partigiani resini non è molto conosciuta come la storia dei militari della prima guerra mondiale. Noi abbiamo una lunga tradizione dei militari della prima guerra mondiale, abbiamo monumenti, abbiamo tutto, sono conosciuti, li abbiamo pure vissuti, che mio nonno cavaliere di Vittorio Veneto, vedevamo le medaglie, vedevamo le croci, vedevamo tutto, dei partigiani siciliani, dei partigiani resini, in effetti c'è poca cosa, c'è poca storia. Quindi questa iniziativa mi trova entusiasta, sono curioso e sono molto interessato alla presentazione che ha fatto anche il dottore Falcone. Come comune cosa posso dire? Ben vengano queste iniziative, cercheremo di supportarle nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le chiederemo anche qualche cosa di specifico. Sarò ben lieto di rispondere alla domanda e possibilmente di intervenire. Purtroppo oggi i comuni piangerci addosso, anche le feste di Gazzosa si fanno a costo zero, si fanno con mezzi molto privati e di pubblico non c'è completamente nulla. Ma ciò non toglie che anche con mezzi privati siamo in grado di queste iniziative di poterle portare avanti, perché oltre che c'è un grandissimo entusiasmo e c'è tanta voglia di fare anche dei privati che sono disposti a sostenere queste bellissime iniziative. Quindi benvengano, portiamola avanti e grazie a tutti. Ora passo la parola al segretario dell'ABI dell'ABI di Caltanissetta, Nicola Bottanini. Bene, intanto buonasera a tutti. Io sarò brevissimo, anche perché il 6 di agosto, in una bella serata come questa, per San Salvatore, insomma siamo in una sala senza aria condizionata, però siamo in un luogo bellissimo, devo dire, perché da tanto tempo noi non facevamo nelle nostre camere del lavoro, perché per me la CGIL è la casa comune della sinistra. Quando in questa nostra provincia, nella città di Caltanissetta, nel forte movimento clandestino che si venne a trovare dopo le cose che ci hanno detto, perché vennero praticamente gli antifascisti negli anni, tra la fine degli anni, dalla presa del fascismo a tutti gli anni 30, tutti quelli conosciuti vennero messi dentro e mandati al confine, smantellati. Tra questo io ricordo un uomo, a parte tutti che qui stasera non è stato dato, ricordo Michele Perdare, che ingiustamente venne accusato di aver ammazzato il Gigino Pertuso e poi il tribunale non solo lo assolse, gli restituì la pistola. E il fascismo, che fu così vendicativo contro quest'uomo, lo mandò al confine, facendo pagare dei prezzi inumani a tutta la famiglia, non solo a lui, ma soprattutto alla sua famiglia, distruggendo quella famiglia. Quest'uomo è Michele Carrara, che non ebbe, quando ci fu dopo la caduta del fascismo, non si vendicò per niente. Disse che per lui non era successo niente, ribadì la sua volontà di uomo, disse che era innocente, però oggi noi assistiamo nella città di Caltanissetta e speriamo che la prossima amministrazione comunale ci dia ascolto,
perché mentre c'è una via dedicata a Vigino Gattuso, non troviamo una via dedicata a Michele Ferrara, antifascista, combattente della prima ora. Ecco, io ricordando questo mi fermo qui perché voglio che poi tu ci parli del tema per cui siamo qui stasera, ricordando che uomini come questi la resistenza bisogna farla conoscere, dibattere, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, perché senza quei valori oggi noi non saremmo qui e qualcuno qui dentro, qualcuno ogni tanto lo mette in dubbio, tra parentesi, e grida che c'è un golpe, che c'è qualcosa che vuole fare. Io non dico il nome perché non è giusto farlo, anche perché lo suo avvocato avete capito di chi vi parlo, l'uomo è stato. A me la cosa che dispiace perché viene sconfitto non politicamente, ma viene colto per un baratto, uno scivolone per evasione fiscale, solo di questo. Io mi fermo a questo, pensando a quegli uomini, oggi noi possiamo permetterci il lusso qui nelle nostre piazze, nelle nostre camere del lavoro, di parlare e rivendicare diritti, che sono molto meno di quelli che avevamo qualche decina d'anni fa, ma che comunque anche questi nuovi diritti dobbiamo avere la capacità di rivedere e correggere quello che va corretto e andare avanti. Vedete, io quando vengo qui alla Camera del Lavoro di Riesi mi guardo quelle foto ed è un pezzo della nostra storia comune. In quelle foto c'è la nostra storia comune, perché come disse Ricausi, né mori né mafia. Ecco, questa è la cosa che dobbiamo portare avanti, avete sempre. Perché questa fu la provincia che andò a Villalba a sfidare la mafia e fu una delle prime province che sfidò la mafia, e quella fu la lotta di liberazione che i siciliani, soprattutto i siciliani, fecero per liberarsi dalla mafia, il quale ancora oggi noi combattiamo, ma passiamo avanti che abbiamo fatti. Grazie. Saluto la vicepresidente del Consiglio Comunale di Solmatino che invito qui alla tavola e saluto la platea. Buonasera a tutti, io mi chiamo Giussia Aurea, ringrazio innanzitutto il dottor Falcone per avermi invitato. Io sono qua in due vesti, principalmente lo sono come la nipote di Salvatore Aurea, un partigiano morto veramente per la lotta contro i fascisti, e mi sono molto fiera e orgogliosa di essere sua nipote, di essere una parente. La storia di mio zio è molto toccante, come quella di sua, anche quella di altri colleghi, altri compagni. In ogni anno a Solmatino la commemoriamo e questo le diamo grazie, che non è più presente Enzo Giuliano, come tesserato della Enzo. Dove sei? Enzo Giuliano, che è uno di quelli che è l'artefice, diciamo, di questa commemorazione di ogni anno. E sono anche qui come vicepresidente, rappresentante del comune di Solmatino. Ringrazio tutti i presenti, poi avrò l'onore di conoscere individualmente le persone qui del Piemonte e vi ringrazio per l'invito di nuovo. Ora abbiamo la parola alla Rosità, il rappresentante dell'AMPI Sicilia. Un po' di pazienza, queste hanno fatte partigiane, ma un po' le callo. Io innanzitutto voglio ringraziare il professore Riggio per il piacere di incontrare 2 anni fa a Torino, proprio in una riunione di questo tipo, un convegno che è stato organizzato dalla stessa associazione che poteva si intesta anche in questa riunione con la Camera del Lavoro e l'AMPI di Caltanissetta. E proprio in quella circostanza ricordo si è avviato il lavoro anche di Sonsini sui partigiani meridionali in Piemonte, e proprio in quella circostanza ricordo io sono intervenuto introducendo un elemento che già questa sera è stato richiamato più volte, che io voglio richiamare ancora. L'elemento che ho introdotto in quella circostanza a conclusione di quel convegno è stato
e poi spiego il perché, è stato un titolo che abbiamo dato alla ricorrenza di quest'anno, del 70° anniversario della Resistenza. 70° anniversario che durerà 3 anni, 43, 44, 45, sono 3 anni di Resistenza e sono 70 anni. Il titolo che abbiamo dato era Dai fasci siciliani alla Resistenza. Perché abbiamo fatto così? Allora ricordo, erano intervenuti gli storici, come questa sera con piacere abbiamo sentito il dottore Falcone, e se percorriamo un po' i nomi dei partigiani, inevitabilmente dobbiamo fare un riferimento ai fasci siciliani. Perché? Per esempio, uno del nome prestigioso è quello di Pompeo Colajanni, è stato detto bene e per quale motivo è un nome prestigioso. Pompeo Colajanni scelse un nome di battaglia particolare, scelse il nome di battaglia Barbaro. Ma chi era Barbaro? Barbaro era uno dei capi massimi del movimento dei fasci dei lavoratori siciliani. Si fece anche il nome in quella circostanza di Antonino Verro, che era un capitano che combatte con i tedeschi a Cefalone, viene ucciso a Cefalone, viene fucilato perché sceglie di lottare contro i tedeschi dopo l'8 settembre a Cefalonia, ed è Antonino Verro, e inevitabilmente uno si ricorda di Bernardino Verro, un altro capo dei fasci siciliani. E per chi conosce un po' la storia dei fasci siciliani, che sono pochissimi a conoscere, ed è l'altro elemento per cui mi soffermo su questa cosa, lo diceva bene il dottore Falcone, Pompeo Colajanni era uno stratega, e a Pompeo Colajanni si deve la intuizione, dopo la decisione degli anglo-americani di imporre ai partigiani di deporre le armi, perché ormai erano arrivati là sopra le città che liberavano loro. Pompeo Colajanni, avendo capito qual era l'aria che tirava, decise veramente da grande stratega che la liberazione dovevano farla loro, soprattutto perché dovevano difendere le fabbriche. Si solleva il popolo di Torino, si libera Torino, e basta un elemento a ricordare questo. L'elemento che voglio ricordare è che il giorno della sfilata a Torino dei partigiani, cioè nella celebrazione nel 1945 della liberazione di Torino, il comando della liberazione viene affidato a Pompeo Colajanni. È Pompeo Colajanni, un siciliano, che comanda la sfilata per la liberazione di Torino. Ma è un altro siciliano, è Modica, del comandante Petralia, che fa il portabandiera. La bandiera del Comitato di Liberazione Nazionale viene affidata con una cerimonia a Modica, al comandante Petralia, che la porta quindi nella sfilata, e le fotografie testimoniano questa immagine straordinaria del comandante Modica che sfila attorniato da siciliani, cioè sono i siciliani che sono in testa nella liberazione di Torino. Ora voi pensate, queste immagini straordinarie noi non le abbiamo nella nostra memoria, i nostri giovani non le hanno, giustamente lo ricordate, il sindaco non hanno nella memoria. Allora noi dobbiamo vedere che cosa facciamo, perché le pagine più belle dei fasci siciliani non le ricordiamo, sono pagine di una storia straordinaria, sono più di 100 morti, anni di galera, pagine di storia fulgida, ideali che sono i nostri ideali, non li ricordo. Allora per questo l'impegno che noi dobbiamo assumere è quello di recuperare la
memoria guardando al futuro, coniugando al presente, ai giovani che vedo presenti questa sera, in maniera che non vuole essere una rievocazione celebrativa e basta, non ci interessa, vogliamo capire perché è successo, perché noi non abbiamo ricordato i nostri partigiani caduti. A Palermo quest'anno per la prima volta, il 25 aprile, abbiamo ricordato due fratelli di Dio che erano medaglie d'oro per la Resistenza, non erano mai stati ricordati. Cioè c'è questo quello che c'è di terribile nella nostra storia. Noi abbiamo subito la prepotenza di chi ha fatto la storia, ha creato gli stereotipi per cui noi non dovevamo ricordare, hanno cancellato la storia. Allora dobbiamo riappropriarci della storia, della memoria e farla diventare storia. E poi Riesi, che ha una storia straordinaria, e io qui non voglio richiamare per atti straordinari, cito solo quello già citato del 19, della strage del 19 qui in piazza Riesi, e lo cito perché quella strage fu opera di uno che rincontreremo dopo, cioè la nostra mancanza di storia ci ha fatto pagare tanto. A Riesi, quell'8 ottobre del 1919, a comandare di sparare sulla folla, uccidendo 23 persone, è stato un signore di Racalbuto. Questo signore si chiama Ettore Messana. Ettore Messana ordinò questa cosa. Il 23esimo caduto, per la verità, fu quello ritrovato il giorno dopo, perché era un ufficiale dei carabinieri che si era opposto a che si sparasse su una folla enorme e fu fucilato dal Messana. Questo Messana era un criminale di guerra, fascista della prima volta, ispettore di pubblica sicurezza. Questo qui fu questore a Lubiana e fece delle cose terribili con gli ebrei, camere di tortura, cose inenarrabili che non vi racconto, terribile. Questo qui fu ricercato dagli americani per mandarlo a Norimberga. Indovinate dove finì? Ispettore generale capo della polizia in Sicilia, che operava in Sicilia già alla fine del 44, già nel 45. Nel 45 questo era in Sicilia, era il capo della polizia in Sicilia ed è quello che tagliò e depistò tutte le indagini sul potere della Ginestra. Quindi la storia è decisiva, la conoscenza della storia è importante per difendere l'onorabilità del popolo siciliano. Grazie. Io devo ringraziare il professore Riccio che mi ha invitato. E io sono invece portato. Io voglio portare questa sera, pur essendo io lontano anni luce dalle idee politiche che aveva questo individuo, voglio portare una testimonianza su uno di questi antifascisti conclamati di Rio, antifascisti durante il periodo fascista, perché ora fare l'antifascista ora è molto facile. Allora, gli americani sono spaccati, mi pare, la notte tra il 9 e il 10 luglio. Il 10 sera sono arrivati a Riesi, provenienti dalla ferrovia, dalla linea, parliamo sì noi di Riesi. Quindi questo discorso certamente sarà stato il giorno 11 luglio, 70 anni. Quella mattina c'era stata una grandissima commozione in piazza, hanno aperto il fascio che si trovava all'angolo a sinistra della piazza, dove ora c'è, mi pare sia un bar, sia una cosa, prima c'è stata una macelleria,
di difendere. E hanno aperto, hanno buttato tutto fuori, hanno bruciato le carte. Atto sconsiderato, non perché lì c'erano dei documenti che anche sono andati perduti. Infatti l'hanno bruciato i fascisti, probabilmente. Ma no, Può succedere. questo non possiamo sapere. C'era una massa di gente che ha fatto queste cose. E tutti i suppelletti, tutti i mobili, eccetera, eccetera, sono stati rubati, se li sono portati a casa. Io e mio padre ci trovavamo nel marciapiede di fronte al circo Morione. Avete davanti il circo Morione. Io avevo allora 12 anni e mezzo. Passa uno con un tavolo addosso che aveva rubato lì in piazza, perché ognuno si portava il quello che voleva. C'era un sacco di gente, uno solo. Mascalzone, Pappino, questo devi riportarlo di nuovo indietro, queste cose non si fanno, non abbiamo fatto la guerra per questo, non cambia niente in Italia, se continuano a fare queste stesse cose. E non se ne dava ben inteso e se ne andava per i fatti suoi. E sono continuato a parlare, a gridare, a impedire. Ci siamo allontanati con mio padre, ha chiesto papà, che è questo? Mio padre con un sorrisino che mi ha confortato mi ha detto questo è un tuo vestito. Sono rimasto sconvolto perché noi eravamo abituati a sapere che i sovversivi erano Gentile. rimasto sconvolto. Da quel lontano 11 o 12 luglio del 1943 io ho avuto un profondo rispetto di quest'uomo che, malgrado io fossi lontano, ripeto, anni luce dalle sue convinzioni politiche, ho avuto sempre un profondo rispetto per quest'uomo che si chiamava Filippo Del Piero. Grazie. Voglio ricordare qua che Riccardo mi pare l'ha detto, intanto quando qua c'è una cosa straordinaria rispetto alla Sicilia, cioè quando sono entrati gli americani hanno fatto il governo, i vari governi, no? Quindi mettendo generalmente che hanno messo come sindaci, hanno messo ex capi mafiosi, che sono Bellata, Russo, Vizzini, oppure liberali compromessi con il giro, no? Aliesi è stata una cosa eccezionale, fu nominato sindaco, Appunto, fu una cosa... un comunista, cioè mio padre. Ma perché questo? Perché ha un fatto eccezionale, perché già sapevano che dovevano entrare gli americani e a differenza di tutti i paesi, compreso il 37, hanno organizzato un servizio d'ordine, cioè perdonando e guardando tutti gli edifici pubblici, dalle banche, le poste, uffici commerciali, eccetera, con le guardie rosse, armati, certamente, per evitare gli scatti, il magazzino delle derrate, eccetera. Quindi non si è verificato nessuno scasso, quindi gli americani quando sono entrati hanno visto poi queste bandiere degli alleati, che io ricordo da piccolo che prima che andassero gli americani venivano a casa mia delle signore, la Micheletta, che si ricorda, la famosa compagna qui, a casa di mia madre, e cucivano a lungo di petrolio con le finestre chiuse perché c'era il coprifuoco. E da piccolo io mi è rimasto impresso la bandiera inglese, queste cose. Facevano le bandiere che si preparavano ad accogliere gli alleati lì alla
parte di Eureka. Quindi quando gli americani hanno visto questa manifestazione di popolo, poi dovevano fare, sono rimasti, sapevano già di quello che avveniva negli altri paesi, e quindi il tenente Charles Smith, c'è un documento storico ancora, ha chiesto chi era e quindi si sono riuniti a partire, hanno nominato mio padre come vice sindaco per delegare, eccetera, e un altro. È la prima cosa che hanno chiesto gli americani, anche per andare in corda per loro. Hanno chiesto l'elenco dei gerarchi di Renzi. Mentre in altre parti, tipo la Lanusa, eccetera, l'hanno proibito, e molti sono andati a finire nei campi di concentramento in India, mio padre in Nord Africa, che qualcuno non è tornato. A Riesi forse si è anticipata la pacificazione veramente, perché c'è stato un grosso dibattito nella sezione di Riesi da tutti gli antifascisti, ed è prevassa la linea che si doveva perdonare, quindi si doveva pensare a ripararsi. Non si è dato, quindi quando indomani hanno chiesto gli americani di questa lista di prescrizione, non ce n'è, noi non entriamo, dobbiamo pensare alla ricostruzione, eccetera, eccetera. Grazie. Saluto Pier Andrea, Presidente della parola, se vuoi intervenire con le parole e poi arrivi. Siamo intervenuti a testa, già segretario del PC e attualmente responsabile dell'Auser di Viesi, nonché responsabile della Camera del Lavoro da alcuni anni fa. Io sono molto contento dello svolgimento di questo convegno, perché effettivamente abbiamo scoperto tante cose che non conoscevamo, dai fasci siciliani che con tutti gli aspetti che ha citato Ficarra alla questione dei partigiani riesili che non conoscevamo. Più di 20 anni fa mia moglie, insegnante, per caso aveva letto di un Gaetano Butera di Riesi, medaglia d'oro perché coinvolto nella strage delle forze artificiali, e fece una ricerca con i suoi alunni di quinta elementare. Sì, ma erano poche persone che conoscevano questo. Io l'ho visto nel 57 quando ero militare a Roma, e siamo andati alle fosse Ardeatine, che per caso ha scoperto questa cosa. Quindi lo ha scoperto per caso, perché ancora oggi credo che non ci sia nessuna via intitolata a questa medaglia d'oro, né qualcosa per ricordarlo e così via. E stavo dicendo che il metodo della ricerca fatta con gli alunni di quinta elementare, partendo dal comune, lei lo ha visto perché gliene ho dato copia. Noi abbiamo bisogno di recuperare alla nostra memoria questi fatti, perché non valgono per tutti, e quindi l'invito all'amministrazione comunale di vedere nella prossima commissione che si occupa di toponomastica, intitolare alcune piazzette, alcune strade che ancora ci sono da intitolare alla resistenza, a questi partigiani, alla medaglia d'oro che danno Butera. Quindi la serata di questa sera deve essere soltanto l'inizio di un percorso di conoscenza della memoria fiesina che ha contribuito così tanto alla liberazione del Piemonte in questo caso, ma dell'Italia più in generale. E abbiamo visto dal libro che la partecipazione siciliana rispetto alle altre regioni del meridione è la più corposa, quella che ha pagato un prezzo di sangue e di feriti molto molto numeroso, perché leggendo poi il libro vedrete che diverse centinaia di siciliani hanno dato la vita perché
si raggiungesse questo traguardo della libertà nazionale.